Grazie per essere con noi. Oggi niente calciomercato, occupiamo il posto che solitamente appartiene allo sport, al calcio, per concentrarci, vedere, focalizzare l'attenzione legata al contagio, all'emergenza coronavirus. Fortunatamente in Calabria i numeri sono contenuti, altrove la situazione è difficile. L'Italia, diciamo che in questa fase, avendo fatto bene i compiti a casa qualche mese fa, adesso sta decisamente meglio rispetto ad altre nazioni europee e del resto del mondo, dove veramente il contagio è forte, la pandemia preme. È il caso per esempio di Israele, che ha deciso un lockdown per i giorni di festa, insomma, oppure come in Gran Bretagna, dove si è limitato a 6 persone la possibilità di riunirsi per quanto riguarda iniziative culturali, pubbliche, ma anche di feste private. Oggi ne parliamo perché ci sono una serie di cose che possiamo vedere insieme e dalle quali si evince che il nostro paese sta decisamente meglio dei nostri vicini di casa, Francia, Germania, piuttosto che Spagna. Insomma, vedremo insieme. In collegamento con me c'è Raffaele Bruno, che saluto e ringrazio, fresco cittadino onorario di Mendicino, no? Sì, ieri ho avuto questo piacere. Ecco, ti sento un po' a singhiozzo, vediamo se riusciamo, mi fate sentire un attimo il professore. Ti chiedo subito se ti preoccupano questi numeri. Ma è innegabile che il virus sta ricircolando in Italia, i numeri stanno aumentando, quindi ovviamente mi preoccupa, ancora non abbiamo raggiunto numeri di allerta vera e propria, ma in ogni caso la crescita è costante, quindi ovviamente i numeri iniziano a preoccuparmi. Senti, professore, ma secondo te fanno bene gli ospedali, per esempio in Calabria, ad aver smantellato tutta la parte che riguarda, come dire, l'emergenza coronavirus, in riferimento per esempio alle tende pre-triage che erano state montate a ridosso del pronto soccorso negli ospedali calabresi? Ma io su questo non riesco a dare un'opinione, nel senso che non so com'è l'organizzazione nel dettaglio. Evidentemente si hanno preso questa decisione perché c'è la sicurezza di poter dare un flusso ordinato e corretto ai pazienti, per cui non riesco a esprimere un giudizio definitivo. Sta di fatto che l'emergenza non è finita, cioè l'emergenza non è finita, i numeri continuano a salire, per cui evidentemente il fatto di smantellare questa decisione risiede nel fatto che è stata fatta un'organizzazione diversa che garantisce la stessa sicurezza che garantivano le tende pre-triage. Vediamo qual è la situazione, perché Isabella Roccamo è collegata con noi, si trova nel piazzale antistante il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, mi pare in compagnia del primario del pronto soccorso. Isabella, non funziona più la tenda del pre-triage, vero? Sì, buon pomeriggio direttore, siamo in compagnia di Michele Mitaritonno. A proposito delle tende pre-triage, non è smantellata questa in effetti, per il momento non funziona, prima il nostro Massimo Fino la inquadrava, però presto tornerà ad essere funzionante, operativa, dottor Mitaritonno. Sì, la tenda non è stata assolutamente smantellata, basterebbe semplicemente aprire una cerniera che è quella che dà accesso alla tenda e sarebbe perfettamente operativa. Come ho già detto prima, i numeri che abbiamo avuto in quest'ultimo mese e mezzo non giustificavano un impegno di risorse tale da mantenere in piedi una struttura come quella, cioè in piedi intesa come operativa, e quindi abbiamo come dire, rimodulato i percorsi sulla base di quelli che erano i numeri. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane i numeri stanno cambiando e quindi abbiamo attivato tutta una serie di percorsi interni all'ospedale e stiamo valutando la riapertura anche della tenda di pre-triage che verosimilmente potrebbe avere luogo la prossima settimana. Quindi insomma, come dicevamo, direttore, non è affatto
smantellata. Non so, adesso vedremo quali sono questi percorsi, non so se avevi altre domande, direttore. No, volevo sapere, nell'ultima settimana avete avuto, come dire, più richieste da parte di utenti che sono rivolti al pronto soccorso, come dire, con riferimento al contagio oppure no? Perché i numeri, per esempio, nella provincia di Cosenza, che è quella più colpita e visibilmente lo si capisce subito leggendo, per esempio, il bollettino regionale. Dalla provincia di Cosenza, per esempio, nella giornata tra ieri, stamattina, stanotte, oggi, ci sono altri 7 contagiati, di cui 6 provenienti dall'area dello Ionio Cosentino ed 1 a Cosenza. Quello di Cosenza mi pare abbia fatto ricorso alle cure dei sanitari e si trovi adesso ricoverato in malattie infettive dell'ospedale Annunziata. Primario. Credo sia transitato stanotte, insomma, per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso bisogna distinguere quelli che arrivano per patologie, incidenti che esulano dal Covid e invece quelli che invece hanno sintomi importanti sospetti di coronavirus. Allora, sì. Per quanto riguarda questi ultimi, com'è la situazione? Credo lei prima ci diceva che l'ultimo è transitato stanotte dal pronto soccorso. Sì, l'ultimo ricovero è stato fatto stanotte. Allo stato attuale il numero complessivo di ricoverati è pari a 12 nel reparto di malattie infettive e ci sono 3 pazienti mediamente critici in rianimazione. Quindi il percorso, chiaramente come diceva lei, dottor Mitaritorno, è separato, no? Perché chi ha dei sintomi importanti, sospetti, chiaramente bisogna attuare tutte le misure necessarie per evitare appunto il contagio, sia per quanto riguarda gli altri pazienti che transitano per il pronto soccorso, anche per il personale. Assolutamente sì, anche perché il personale è uno degli elementi determinanti nella funzione ovviamente di una struttura sanitaria, di una struttura ospedaliera, soprattutto in Regione Calabria, dove si sa che la carenza di personale è un problema importante, per cui anche solo un operatore ammalato è un gravissimo danno per l'azienda, innanzitutto dal punto di vista funzionale e poi ovviamente anche in termini di immagine, di ritorno, insomma, quindi i percorsi sono separati, sì, sono separati. Ecco, quanti sono invece gli accessi quotidiani al pronto soccorso? Direttore, volevo chiedere questo perché poi c'è anche un altro aspetto importante che magari poi più tardi affronteremo, è quello dei pazienti in attesa, perché come sai riceviamo diverse segnalazioni anche in redazione da parte di persone che magari accompagnano i loro congiunti al pronto soccorso per l'emergenza sanitaria in atto. All'interno del pronto soccorso possono entrare solo i pazienti, quindi i parenti devono rimanere in attesa. Allora iniziamo dai numeri complessivi, cioè quante persone quotidianamente fanno ricorso al pronto soccorso? Allora, diciamo che superata la fase di lockdown abbiamo avuto un incremento progressivo degli accessi, costantemente in crescita degli accessi. Adesso negli ultimi giorni viaggiamo intorno ai 150-160 accessi al giorno, all'interno dei quali includiamo anche il numero sparuto, per fortuna, di pazienti che risultano Covid positivi. Quindi siamo praticamente ritornati ai numeri in epoca antecedente il Covid. I parenti, anche io ricevo quotidianamente segnalazioni, reclami per parenti che giustamente esigono aggiornamenti sullo stato di salute dei propri parenti. Va fatto un discorso secondo me molto, molto semplice. Da un lato ci sono pazienti che per le condizioni cliniche complessive hanno diritto ad un'assistenza da parte di un parente e questo, diciamo così, accade regolarmente. Quindi c'è un'autorizzazione per quelle persone che, come c'è un'autorizzazione che ho io o chi per me, insomma c'è una modulistica che abbiamo approntato appositamente per questa tipologia di pazienti, così pazienti fragili, i grandi anziani, i disabili o qualsiasi altra tipologia di paziente che oggettivamente richiede un'assistenza molto più serrata.
Tutti gli altri pazienti, umanamente io capisco il disagio dei parenti che aspettano notizie, aggiornamenti e via dicendo, però mi piacerebbe, e ringrazio di darmi questa finestra sulla popolazione per poterlo spiegare. Sarebbe cosa ideale quella di poter effettuare un aggiornamento costante e progressivo dei parenti, però i medici che sono in servizio in pronto soccorso, spesso diciamo così, soverchiati da un numero estremamente elevato di pazienti da gestire, deve fare una scelta molto, molto semplice: o passare 1 o 2 ore al telefono cercando di informare i parenti, o prendersi cura dei pazienti. L'ideale sarebbe fare entrambe le cose, però non c'è il dono dell'ubiquità e quindi diciamo, è ovvio che il medico tende a interessarsi più di prestare assistenza ai pazienti e, nei limiti del possibile, fornire le informazioni ai parenti. Non ci riusciamo sempre, a volte ci riusciamo molto poco e questa è una cosa di cui ci dispiace molto. Con la direzione aziendale stiamo cercando di trovare un modo per poter risolvere questo problema e fornire anche questo servizio ai parenti. E vedremo come fare, insomma, però quello che dico io ai parenti è di comprendere anche le difficoltà all'interno delle quali siamo costretti a muoverci nel quotidiano. Insomma c'è anche la carenza di personale, quello che accennava lei prima. La carenza di personale è una cosa di cui soffre l'azienda ospedaliera di Cosenza, come l'azienda ospedaliera di Crotone, come l'azienda ospedaliera di Parma, da cui provengo io, come tutte le aziende ospedaliere in Italia. Ci sono realtà dove questo fenomeno, diciamo così, è un po' più marcato e ci sono realtà in cui questo fenomeno è un po' più sfumato, però ahimè il lavoro del pronto soccorso è un lavoro estremamente oneroso sotto tutti i punti di vista e le carenze di personale medico in Italia che faccia questo mestiere, questa professione, è particolarmente significativa. Parliamo di migliaia di medici in meno rispetto a quello che dovrebbe essere uno standard minimo a livello nazionale, quindi insomma, i problemi non sono solo qui a Cosenza. Quindi speriamo che sì. Direttore, Isabella, volevi aggiungere qualcosa? Torniamo tra un attimo. Certo, capiamo come dire, la necessità che hanno i sanitari di prestare le cure a chi si rivolge al pronto soccorso, è chiaro, però mettiamoci anche nei panni dei parenti che non sanno nulla, non possono entrare e devono attingere notizie e diventa difficilissimo, e noi abbiamo ricevuto tante email proprio indirizzate a questo problema. Professor Bruno, torno da te, cioè, ma è vero che questo virus ha perso un po' di virulenza? I casi che si registrano sono per la maggior parte in gran numero asintomatici, quindi non creano alcun tipo di allarme, non c'è nessuna preoccupazione? Direttore, per rispondere mi lasci salutare, non so se mi sente, il dottor Mitariton, che è un amico che stimo ed è veramente un grande acquisto per il pronto soccorso di Cosenza, nel senso che è un professionista di grande livello. Detto questo, non è assolutamente vero, il virus è come prima, e la differenza è che adesso si stanno tamponando molti più asintomatici e che ovviamente i numeri sono ridotti. Ricordo ancora una volta, questo è un virus che in una percentuale vicino al 70-80% dà un banale raffreddore o è asintomatico, in un 13% dà una polmonite grave e nella restante percentuale può dare un distress respiratorio che può portare fino a ricovero in terapia intensiva. Quindi è soltanto una questione di numeri. Queste sono soltanto buttati di qualche mio collega che, seppur ha un grande curriculum nel suo settore, insomma, non ha molta familiarità e dimestichezza con le malattie infettive e la virologia. Professore, ti faccio vedere alcune slide adesso che ha preparato Riccardo Barberi, che è con me, il professore. Allora, Raffaele, possiamo cominciare con qualche... scusami Riccardo, possiamo cominciare con qualche slide per avere contezza di quello che sta accadendo? Intanto buon pomeriggio a tutti. Sì, possiamo cominciare. Io ho preparato delle slide, dato che questa è una nuova serie di appuntamenti che partono proprio dalla situazione calabrese. La situazione calabrese da un punto di vista epidemiologico per lungo tempo è stata diciamo non molto significativa, perché i numeri sono sempre stati bassi. I numeri continuano ad essere bassi, quelli assoluti,
però come vediamo la dinamica ormai ha acquisito una sua significatività che è abbastanza importante. Se guardiamo la prima diapositiva, è la diapositiva in cui sono riportate le curve del totale degli attualmente positivi, quella arancione, la più alta di tutte, poi dei dimessi guariti, che è quella verde, la curva rossa dei totali attualmente positivi, invece quella arancione sono proprio i casi totali tutto sommato, e la curva nera dei decessi. I decessi per fortuna in Calabria sono fermi da un po' di tempo, l'ultimo lo abbiamo avuto il 5 settembre, ma non ne avevamo avuti per molto tempo. Ora, se ci soffermiamo su questa diapositiva, vediamo che la linea blu che ho tracciato, la più bassa delle due, fa vedere un periodo di stasi che si estende praticamente diciamo, dalla seconda decade, dal 12-13 maggio fino all'inizio di luglio, fino al 12-13 luglio. Questo è stato un periodo di calma in cui abbiamo avuto veramente pochissimi casi in Calabria ed era il periodo in cui di cui dovevamo approfittare per organizzarci al meglio. Dalla metà luglio si vede bene che i casi in Calabria hanno ricominciato a crescere, in particolare siamo passati nel totale da 1144 casi di metà maggio a 1683 casi dell'11 settembre, quindi di ieri. Capite che questo è un salto abbastanza importante, perché noi in tutto in Calabria avevamo avuto circa un po' meno di 1200 casi, ora ce ne troviamo 1683, cioè 500 casi in più di 500 casi in più. È chiaro che questo vuol dire che la dinamica del contagio è ripartita. Se riguardiamo di nuovo la figura, possiamo vedere che la velocità con cui sta crescendo il contagio ora è più bassa di quella che abbiamo osservato a marzo, e questo è sicuramente un buon segno. Ovviamente a cosa è dovuto questo? Ma sicuramente al fatto che i controlli che si fanno ora e anche il modo con cui noi ci poniamo, la sicurezza che mettiamo, diciamo, l'uso delle mascherine, il distanziamento danno i loro frutti. Quindi il virus circola, ma la velocità di propagazione è più lenta che a marzo, quando eravamo più impreparati. Voglio sentire il professore Bruno su questo grafico, su questa slide. Cosa suggerisce, professore? Questo effettivamente è in linea con quello che dicevo, nel senso che i numeri non mentono, ci sono 539 casi in più, ovviamente dipende poi questi casi che tipo di impatto hanno avuto, nel senso della trasmissione e in che contesto, cioè capire quanti focolai hanno acceso. Torno a dire, in questo momento la situazione è sotto controllo, tant'è vero che il flusso di pazienti che arriva in pronto soccorso, in tutti i pronto soccorsi italiani, così come nelle terapie intensive, è un flusso ordinato. Non dobbiamo superare un numero che manderebbe in crisi il sistema sanitario, affollando ovviamente i reparti e le terapie intensive. Quindi questo significa che dobbiamo cercare di contenere quanto più possibile la diffusione. E l'individuazione dei focolai, unitamente all'uso dei presidi, che ormai è diventato un tormentone, mascherine, igiene delle mani, distanziamento, è l'unica cosa che serve per evitare la propagazione. È chiaro che l'individuazione, adesso il numero di tamponi che si sta facendo è superiore, e questo è un grande vantaggio, perché cercare di tracciare immediatamente i pazienti significa bloccare i focolai. A tal proposito invito a scaricare l'app Immuni, che è stata un pochino un fallimento, ma secondo me insomma, è stato un atteggiamento, forse l'unico atteggiamento sbagliato della popolazione italiana, che ha seguito molto bene le regole del lockdown, è stata responsabile. Non c'è stata grande adesione sull'app Immuni, ma secondo me è uno strumento che potrebbe aiutare a limitare la diffusione del virus. Senti professore, bisogna fronteggiare e controllare i contagi facendo più tamponi.
ma i tempi di processazione, usiamo un termine brutto, del tampone sono 4-5 ore. Pochi giorni fa, anzi qualche tempo fa, nel corso di un'intervista hai parlato della possibilità di utilizzare nuovi test, mi riferisco a quelli salivari per esempio, che dà la possibilità in 3 minuti, 5 minuti di avere un risultato così fedele e certo come quello del tampone. Perché non si mettono in commercio questi tipi di test, questi kit per farsi da solo questa operazione e vedere se uno è contagiato o meno? Ma allora, per quanto riguarda, io sono informato su quello che succede a Cosenza. Per quanto riguarda il laboratorio di virologia dell'ospedale di Cosenza, che ho avuto il piacere di visitare questa mattina, di cui la responsabile è la dottoressa Greco, devo dire che è quello che il tempo di processazione è più che ottimale, è lo stesso che abbiamo noi a Pavia, nel senso che a Cosenza si riescono a processare dai 5 ai 600 tamponi al giorno e il tempo può essere anche di 2 ore. Il problema è che l'ospedale di Cosenza processa tamponi per tutta la provincia, quindi ha un lavoro gravoso, però voglio dire, sta facendo un lavoro, secondo me, un lavoro eccezionale. Ed i tamponi sono l'unico strumento vero di diagnosi che abbiamo in questo momento. Per quanto riguarda ai test che di cui tu parlavi, si chiamano test antigenici e questi test che si fanno sulla saliva sono molto specifici ma poco sensibili. Questo che vuol dire? Vuol dire che possono lasciare indietro delle persone, delle diagnosi, quindi avere dei falsi negativi. E questo significa rischiare, per cui sono test che servono per grandi numeri di pazienti. Per adesso penso che quella che è l'accuratezza diagnostica e la potenza sui numeri per la provincia di Cosenza è garantita. È chiaro che se i numeri salgono servono più strumenti per processare più campioni. Torniamo a collegarci con Isabella Roccamo perché arrivano delle domande anche per il tuo ospite. Dice sì, va bene, la tenda del triage c'è, ma è chiusa perché dice, non ci sono nemmeno le condizioni ottimali perché gli operatori possano come dire, operare all'interno della tenda. Mancano, per esempio, manca il condizionamento d'aria perché con queste temperature è difficile veramente muoversi all'interno della tenda e allora va forse meglio attrezzata, va preparata per dare la possibilità davvero a chi lavora all'interno della tenda di poterlo fare nelle migliori condizioni possibili. Isabella, giri tu la domanda? Giro la domanda. Sì, giro io la domanda al dottor Mitaritorno. Insomma, arrivano anche da casa delle domande che vorrebbero rivolgere a lei per quanto riguarda questa tenda pre-triage che abbiamo detto che probabilmente la prossima settimana entrerà in funzione, però qualcuno obietta che mancano le condizioni per garantire insomma, anche gli operatori che sono all'interno, non ci sono i condizionatori, insomma mancano quelle cose che possono consentire a chi opera di svolgere questo lavoro nel miglior modo possibile, quindi non sarebbero, secondo alcuni, attrezzate queste tende pre-triage. Mi piacerebbe capire le domande che arrivano da casa sulla base di che conoscenza danno giudizi di questo tipo, perché se la mettiamo sul piano dell'acclimatamento della tenda, la tenda era dotata di condizionatori per quando ha fatto caldo ed era dotata di pompe di calore per quando faceva freddo. Quindi personalmente non so quale sia la fonte di questa informazione, ma mi sento di dire che non è assolutamente corretta. Sono attrezzate queste tende? Assolutamente sì. Quindi si può svolgere il lavoro in piena sicurezza? Assolutamente sì. Credo che abbia risposto il dottor Mitaritonno, direttore, non so se volevi aggiungere qualcosa. No, torno subito da voi, adesso voglio vedere un'altra slide, Riccardo ci fa vedere un'altra slide. Sì, abbiamo la seconda slide sulla Calabria perché che rappresenta i dati precedenti in maniera un po' differente, con una maggiore facilità di lettura. Se la vogliamo passare, ci sono sempre i dati su
il totale degli attualmente positivi, la parte rossa, vedete l'area che ora è molto più visibile di prima, i dimessi guariti, la parte verde e purtroppo i decessi. Ovviamente il totale è la somma di queste tre aree, quindi è il contorno superiore di questa curva. Perché ho fatto questo? Perché appunto la lettura è ancora più facile di quella precedente, che è invece la forma più standard come vengono presentati i dati. Qui vorrei analizzare l'impatto, cioè quello di cui parlava prima il dottor Bruno, cioè qui abbiamo l'impatto che abbiamo avuto sul sistema sanitario è quello di avere 339 persone in isolamento domiciliare in questo momento, di avere 28 persone, che mi sembra quello che dicevamo poco fa, sono diventate 29 ricoverati con sintomi, e di avere 3 persone in terapia intensiva, mentre poco tempo fa le persone in terapia intensiva non ce n'erano sostanzialmente, quindi vedete che le cose stanno cambiando. Ora, questi numeri dicono che la Calabria è ancora comunque fortunata, perché su un totale superiore a 330 persone, siamo diciamo nell'ordine di 360-370 persone, meno del 10% ha bisogno di ricovero di un qualche tipo, e questo è veramente un dato positivo, perché se si va a vedere il resto d'Italia la percentuale è piuttosto più vicina al 20% che al 10%, quindi questo dovrebbe anche confortarci un poco sulla tipologia, diciamo, dei contagi che abbiamo in Calabria. E sicuramente però non ci deve fare rimanere, diciamo, in posizione passiva, perché è chiaro che questi numeri stanno crescendo e che ovviamente questo comincia a impegnare il sistema sanitario, e sarebbe anche importante sapere se il sistema sanitario si sente in qualche modo pronto a rispondere a questa nuova sollecitazione. Lo chiederemo poi al primario del pronto soccorso, però voglio un attimo chiedere al professore Bruno, con questi numeri, visto che tra qualche giorno riapriranno le scuole, riaprirà la scuola in Calabria il 24 di febbraio, secondo te dobbiamo temere qualcosa, oppure dobbiamo mettere in moto qualche organizzazione diversa, un'organizzazione diversa per fronteggiare la possibilità di nuovi contagi che, a detta di voi esperti, ci saranno inevitabilmente? Ma hai risposto un po' tu alla mia domanda, nel senso che io la palla di vetro non ce l'ho e quindi è difficile. Il mio è un parere, non un'evidenza scientifica. È chiaro che aumentando la circolazione delle persone e gli assembramenti vengono, se non sempre a quelli che sono i comportamenti di cui più volte abbiamo parlato, la possibilità aumenta. Non esiste un'azione in questo momento che sia a rischio zero. Ci sono le linee guida del Ministero, che sono le linee guida che vengono eseguite in tutta Italia. Nella regione dove lavoro io, in Lombardia, la scuola inizia il lunedì, e quindi insomma dopo 15 giorni potremmo iniziare ad avere un'idea di quello che succede, considerando ovviamente che è una regione che ha quasi 11 milioni di persone. È ovvio che l'apertura delle scuole non ha un impatto soltanto direttamente sulla classe, insomma sul numero delle persone che sono a scuola, ma ha un impatto su una serie di situazioni, tra cui per esempio sui mezzi pubblici, inevitabilmente, sulla circolazione delle persone. Immaginate quello che succede nelle grandi città, dove la metropolitana e gli altri mezzi pubblici saranno sicuramente presi d'assalto, seppur regolamentati, perché sapete che i mezzi pubblici possono essere occupati per l'80%. Detto questo, immagino che la scuola naturalmente possa creare la possibilità che qualcuno si infetti. Però l'importante è quello che dicevamo prima, individuare immediatamente il contagiato, tracciare i contagi e fare la quarantena per loro, tamponarli, perché se si spegne l'incendio immediatamente non si corrono rischi.
Il problema è questo, che ci sono delle regole, professore, per esempio se il tampone è positivo, genitori in quarantena con il figlio, se è infettato un insegnante diventano contatti stretti tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante è stato nelle ultime 48 ore. Servono 2 tamponi negativi a distanza poi di 24 ore per ritornare a scuola dopo un contagio. Invece la classe messa in isolamento può rientrare dopo 14 giorni. Queste sono le regole che sono state stilate per l'apertura dell'anno scolastico, l'apertura delle scuole. E d'altronde non ci sono, queste sono regole che tengono conto di quelle che sono le evidenze scientifiche e il buonsenso, frutto di una mediazione tra il parere del Comitato Tecnico Scientifico e la decisione della politica che giustamente, io sono favorevole alla riapertura delle scuole. Torno a dire, rischio zero non esiste in nessun tipo di azione che si compie. È un rischio da correre, ne vale la pena perché la scuola è fondamentale. Detto questo, torno a dire, l'importante è seguire le regole, perché le regole sono importanti anche non solo perché evitano il contagio, ma anche per il tracciamento. Quindi assolutamente diventa fondamentale stare allerta per evitare la diffusione del virus. Professore, io ti ringrazio per essere stato con noi, so che hai degli impegni e devi salutarci, grazie come sempre per la tua cortesia e la tua squisitezza. Grazie direttore, grazie direttore. Ci vediamo presto, allora andiamo alla pubblicità, torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. Possiamo tornare a collegarci un attimo con Isabella Roccamo perché poi liberiamo anche il primario del pronto soccorso perché da lavorare ci sono i pazienti che attendono giusto così. Volevo chiedere appunto questo, appena mi date il collegamento, appena è possibile, in attesa che venga ripristinato, chiedo un attimo a Riccardo di vedere qualche altra slide perché hai preparato una serie di slide. Ci siamo, scusami Riccardo, tra un attimo sarò da te. Allora, volevo chiedere a Isabella Roccamo, facesse, come dire, da ponte e facesse arrivare questa domanda al responsabile del pronto soccorso. La gente continua a lamentare questa situazione, cioè che accompagnano un parente al pronto soccorso, poi devono lasciarlo lì alle cure dei sanitari e poi non sanno più nulla di questo paziente. Passano anche giorni senza sapere effettivamente quale sia il percorso compiuto all'interno dell'ospedale. Ecco, questo bisogna migliorare, bisogna dare informazioni ai pazienti, bisogna mettersi nelle condizioni, non solo la direzione dell'ospedale deve pensare a questo che è un aspetto fondamentale del rapporto proprio con gli utenti. Isabella. Ne parlavamo proprio prima in diretta anche con il dottor Mitaritorno, il rapporto con i parenti, magari qualcuno lamenta che lascia qui il congiunto, passano anche giorni senza sapere poi il percorso che questo congiunto accompagnato al pronto soccorso è andato a fare. Quindi giustamente insistono su questo aspetto, cioè di migliorare, ecco, la comunicazione tra l'interno del pronto soccorso e il parente che aspetta all'esterno, ma davvero passano anche dei giorni, insomma questo congiunto che viene portato qui non si sa che fine fa, che percorso, ecco, poi sì, va a fare. Ma guardi, l'esperienza del Covid ci ha messo di fronte a delle criticità che prima del marzo 2020 erano sconosciute al mondo della sanità e paradossalmente una delle criticità che è venuta fuori con questa pandemia è proprio
il riuscire a trovare un sistema di comunicazione efficace con i parenti dei pazienti che in questo momento storico non hanno ancora la possibilità di accompagnare i pazienti all'interno dell'ospedale. Per noi è una criticità, è un problema. Come ho già detto prima, cerchiamo nei limiti del possibile di dare le informazioni necessarie ed essenziali ai parenti, ma vi è una ovvia dicotomia, comunicazione versus cura dei pazienti. Il più delle volte ci si dedica soprattutto alla cura. Sul fatto che passino dei giorni, è una cosa che francamente vorrei sfatare, perché non mi pare che ci siano stati casi di questo tipo. Poi dipende che cosa intendono i parenti per informazione. Capita spessissimo che 2, 3, 4 figli dello stesso paziente chiamino sequenzialmente in pronto soccorso per avere informazioni sul proprio parente. Capite bene che è una situazione questa che non è sostenibile qui a Cosenza come in nessuna parte del mondo. Quindi un po' di collaborazione forse anche da parte dell'utenza non sarebbe, sarebbe estremamente gradita. Quindi il problema, come diceva il dottor Mitaritorno, esiste, perché come diceva prima anche durante il collegamento, chiaramente si capisce anche l'ansia di un congiunto che rimane fuori e non si sa poi quello che succede all'interno. Però a quanto pare il problema è noto anche alla direzione e quindi si sta cercando di venire incontro alle esigenze, no, dei parenti e quindi cercare di non intralciare il lavoro che si fa all'interno e lo ripetiamo, ci sono anche, il problema è sempre lì, c'è poco personale insomma, che deve dare risposte di cura alle persone che entrano nel pronto soccorso e poi venire incontro alle esigenze proprio dei congiunti. Quindi si sta cercando di trovare una soluzione. Sì, assolutamente sì. Diciamo che la soluzione ideale sarebbe che chi ha in gestione il paziente sia il medico che fornisce l'informazione al parente, semplicemente perché conosce nei dettagli quello che è il percorso diagnostico e assistenziale a cui il paziente è sottoposto. Questa cosa non è oggettivamente attuabile e quindi si sta valutando una soluzione alternativa che potrebbe essere una figura esterna, cioè non il medico che direttamente ha in carico il paziente, che in determinate fasce orarie potrebbe fornire informazioni ai parenti. Ma ecco, è una cosa a cui spero anche questa in tempi ragionevolmente brevi con la direzione si possa risolvere. Ecco. Isabella? È un problema davvero molto sentito. È un problema importante perché mi rendo conto a parti invertite che non è facile restare fuori ore e ore senza sapere quello che effettivamente sta accadendo. Prima era molto più semplice perché il parente accompagnava il paziente e lo assisteva in tutte le fasi, dalla raccolta anamnestica alla diagnostica, alla terapia, fino anche al ricovero. Insomma. Isabella, Direttore, volevi aggiungere qualcosa? Sì, un'altra domanda è questa, sì. Va bene, c'è l'emergenza Covid, c'è da preparare l'ospedale alla gestione di questa fase delicata, difficile, ma non vorremmo che venissero messe in secondo piano o dimenticate tutte le altre patologie, perché c'è gente che per esempio aspetta di risolvere il problema di salute attraverso un percorso sanitario dell'ospedale. Ecco, il rischio c'è di andare incontro a una situazione di questo tipo. Lo chiedi così l'ultima domanda e poi liberiamo il primario. Certo, allora un'altra domanda che fanno i nostri telespettatori, ma credo che anche a questa abbia già risposto in precedenza durante il collegamento il dottor Mitaritorno, cioè vabbè che c'è l'emergenza Covid, però non è che c'è il rischio di dimenticare anche le altre patologie, e questo è il dubbio di alcuni, anche se poi come avevamo detto sugli accessi, insomma molti accessi sono proprio per altre patologie. Quelle che riguardano il Covid credo siano proprio un numero molto più contenuto. Quindi no, nella maniera più assoluta mi sento di escludere che chi arriva in pronto soccorso, comunque all'interno dell'ospedale per una patologia non da coronavirus, sia messo in un angolino e sia dimenticato. Anzi,
L'ospedale e tutto l'ospedale, a partire dal pronto soccorso, è particolarmente attento a tutti quelli che arrivano con tutte le patologie, in particolar modo per le patologie tempodipendenti, che sono l'ictus, che sono l'infarto, che sono il politrauma, che è la sepsi. In aggiunta a queste, qualsiasi altra patologia, che anche non tempodipendente, riceve la massima attenzione da parte del personale. Certo, per motivi di tipo meramente epidemiologico è chiaro che il paziente che arriva anche solo col sospetto di infezione da coronavirus deve necessariamente avere quella che chiamiamo una red flag, cioè una particolare attenzione, perché ovviamente c'è un aspetto di tutela della sanità pubblica oltre che del singolo paziente, perché se il paziente sospetto in realtà poi dovesse risultare positivo ed essere collocato in mezzo ad altra gente, la probabilità di diffusione della malattia è estremamente alta e il rischio è quello di creare un cluster, un nuovo cluster, se non all'interno dell'ospedale comunque anche fuori. Quindi è chiaro che questi sono pazienti che hanno una particolare attenzione, ma non diversa, ma tutti gli altri non sono sicuramente messi in un angolino, quindi assolutamente. Si è concentrati solo sul Covid, ma ci sono altre patologie, perché ricordiamo durante il lockdown c'è stato anche questo fenomeno, cioè avevamo pochi accessi, no, al pronto soccorso, non solo a quello di Cosenza, ma un po' è successo in tutta Italia, perché c'era questa paura del contagio e purtroppo le persone che avevano davvero necessità di cura, ad esempio persone che avevano problemi cardiaci o altro, insomma, si sono trovate, diciamo così, in difficoltà, perché per paura del contagio sono rimasti a casa e poi questa situazione ha aggravato, no, quelle condizioni di salute già precarie. Sì, diciamo che sulle riviste scientifiche di maggior rilievo internazionale sono emersi dei numeri abbastanza significativi, per esempio su quello che è stato il tasso di mortalità extraospedaliero dei pazienti con patologia cardiovascolare, che è drasticamente aumentata rispetto a quello che accadeva in epoca pre-Covid. I pazienti, i grandi anziani, ad esempio, sono stati costretti ad una sorta di segregazione in casa durante il periodo del lockdown, e questo ha determinato tutta una serie di problematiche dal punto di vista neuromuscolare, ad esempio. Quindi diciamo che il Covid ha fatto tutta una serie di danni collaterali, diciamo così, non strettamente legati alla malattia, di cui oggi e secondo me nei prossimi 6-12 mesi vedremo i risultati. Direttore, non so se volevi aggiungere qualcosa. No, basta così. Sì. Io ti ringrazio il primario per essere stato con noi in questo collegamento. Grazie a te, a Massimo Fino, che avete curato la diretta. Chissà, qualche altra puntata su questa situazione delicata del pronto soccorso di Cosenza dobbiamo dedicarla, e quindi avremo modo di incontrare ancora il primario. Grazie per essere stati con noi. Intanto saluto che sono in collegamento con noi adesso Mimmo Thalia, professor Mimmo Thalia, grazie professore. Tra un attimo le chiederò qualcosa per quanto riguarda la comunicazione legata al coronavirus, se è aumentato il flusso di informazioni anche alla luce di personaggi, come dire, noti al grande pubblico, che hanno contratto il virus in situazioni particolari. Mi riferisco per esempio in Sardegna con l'aver frequentato Billionaire e così via. E saluto anche il dottor Antonio Dingianna, al quale poi chiederò come ci stiamo organizzando per far fronte alle richieste degli insegnanti, coloro i quali volontariamente hanno deciso di sottoporsi al test sierologico. Ma Riccardo, vediamo qualche altra slide che hai preparato. Sì, è l'ultima che riguarda direttamente la Calabria, ed è quella appunto sull'attenzione che il sistema sanitario sta dando alla sorveglianza, diciamo, della dinamica del contagio. Se la passiamo, riguarda proprio il numero di tamponi che sono eseguiti giorno per giorno in Calabria. Ricordiamoci che la regola è sempre la stessa, bisogna testare, tracciare e trattare tutti i contagi che vengono trovati. Questi sono i numeri di tamponi che vengono effettuati giorno per giorno in Calabria a partire da fine aprile fino ad oggi. Come si vede, diciamo,
c'è stato un periodo fino circa a fine maggio con circa 1000 tamponi al giorno, poi questa media si è un po' abbassata, ma è il periodo in cui sostanzialmente abbiamo avuto una stasi in Calabria, e da metà agosto, da quando la dinamica è veramente ripresa ed è sotto gli occhi di tutti, il numero di tamponi è di nuovo aumentato e si è portato vicino ai 1500 giornalieri. Ovviamente questo è un buon segno, vuol dire che comunque il sistema di controllo risponde alle sollecitazioni. Non sappiamo però se nel momento in cui i numeri dovessero diventare più importanti non ci troveremo di fronte a effetti di saturazione, come abbiamo sentito, diciamo, anche nelle scorse puntate di questa trasmissione, perché diciamo, la capacità alla fine totale di erogare tamponi non è altissima in Calabria. E, 1400 possibilità di 1400 al giorno. Esatto, il che sostanzialmente siamo già su quei livelli lì, e nel caso di un aumento dei contagi sicuramente questo non sarebbe sufficiente. Riccardo, se ricordi bene, tempo fa proprio il responsabile della task force regionale ci rassicurò dicendo che presto saremmo passati dai 1400 attuali a 3000. A 3000, esatto, e questo sicuramente è assolutamente necessario, considerato che la dinamica è in crescita. Riguardo a questa questione dei tamponi, volevo chiarire un aspetto, se passiamo alla diapositiva successiva, che è quello, c'è una diceria che si sviluppa sempre di più, si diffonde sempre di più, che è quella che si fanno tanti tamponi in Italia ed è per questo che si trovano i contagi. Beh, i contagi ci sono lo stesso, anche se noi non facciamo i tamponi. Se facciamo i tamponi li conosciamo, ma la realtà è che si tira fuori un numero che è il rapporto tra i nuovi casi trovati e il numero di tamponi effettuati, dicendo che questa percentuale è sempre la stessa, intorno all'1-1,5%, ed è chiaro che più aumentiamo i tamponi più contagiati avremo. Questa cosa è completamente come dire, non falsa, è vera come dato, ma non è un dato significativo, perché in realtà il rapporto che conta non è tra i nuovi casi trovati e i tamponi effettuati, ma tra i nuovi casi trovati e il numero di persone testate. E il numero di persone che vengono sottoposte a test non è uguale al numero dei tamponi, cioè i tamponi sono il numero maggiore delle persone sottoposte a test. Ma tu faresti i tamponi a tappeto? Sì, no, perché... non si può fare però. No, tutto a tappeto no, però è chiaro che non è l'aumento del numero di tamponi che determina l'aumento del numero di contagi. Tant'è vero che nella slide che avevo preparato si vede bene che c'è un passaggio, c'è questa curva blu inclinata che ho fatto vedere, questa retta, che fa vedere che si è passati dallo 0,5-1% di qualche mese fa al 3% quasi di oggi del rapporto nuovi casi su persone testate. Quindi in realtà i casi positivi rispetto alle persone che vengono controllate stanno aumentando in percentuale, il che ci dice che il virus conserva la sua virulenza e si diffonde, diciamo, in maniera significativa, in crescita in tutta Italia. Professor Talia, mi sente? Sì, spero mi sentiate bene. Allora, professore, c'è stato un aumento di notizie, informazioni, di input attraverso i sistemi della nuova comunicazione, penso per esempio ai social, no? Quindi una maggiore attenzione verso questa pandemia che stiamo vivendo tutti con grande ansia, c'è stata una prima fase in cui c'è stata l'esplosione, c'erano i social impazziti, tutti concentrati sul problema pandemia. Poi una fase in cui più negazionista, diciamo così, nel senso che ma non vi preoccupate, non è niente, è una fesseria, ma non esiste. Dopo aver appreso che molti personaggi famosi sono stati contagiati dal virus, è riesplosa questa attenzione. Quindi i social in qualche modo, questo nuovo flusso di informazioni che viaggia attraverso i sistemi della nuova comunicazione, detta i ritmi dell'attenzione? Io ho questa impressione. Sì, è un'impressione che condivido.
pare che i social a volte, anche in maniera superiore a quello dei mezzi di comunicazione tradizionali, stiano riempiendo il nostro spazio informativo. Un continuo flusso che ovviamente dal febbraio scorso si è diciamo, alimentato dalla questione pandemia. Come diceva lei, durante l'estate, o almeno la prima parte dell'estate, la situazione era molto più tranquilla. La fine di agosto, l'ultima parte di agosto, le prime settimane di settembre hanno visto un aumento enorme di discussione. Sicuramente i casi che sono accaduti dei personaggi famosi, Berlusconi, e prima la questione del billionaire, ultimamente anche qualche altro personaggio, hanno alimentato fortemente i social. Questo purtroppo, diciamo, in parte è naturale, ovviamente, in parte è legato al fatto che sui social si discute come si discute al bar, o come si discuteva al bar una volta. Le persone non hanno, diciamo, spesso la cognizione dell'impatto e quindi usano i social come se fossero davanti a un caffè seduti al bar, e questo in questo periodo, tutto come diceva lei, a causa di questi personaggi molto noti, ha generato un enorme flusso di comunicazione. Intendiamoci, questo fa il gioco ovviamente dei proprietari delle piattaforme social, allo stesso tempo produce un elemento di discussione che a volte distoglie dalle questioni serie, perché certamente serio tutto quello che stava dicendo prima il professore Poveri sulla diffusione, è un po' meno serio concentrarsi sulle vicende, diciamo, più o meno fortunate di personaggi molto noti che dimostrano di essere appunto mortali come tutti noi e quindi hanno lo stesso problema di fronte al Covid. A volte i social si scatenano anche per condannare questi personaggi forse eccessivamente, i quali si sono stati ammalati e anche trattati male sui social, ma è la dinamica un po' caotica della comunicazione social. Che poi in pratica nella prima fase, diciamo, l'attenzione era generale e si guardava a questo problema con grande rispetto, con grande ansia anche, e traspariva proprio dai post che di volta in volta venivano lanciati nelle due maggiori piattaforme, Facebook e Twitter. Nella seconda fase, dopo il momento del rilassamento, chiamiamolo così, tra virgolette, si è come dire, perpetuato sui canali nuovi della comunicazione quello che è un modello che io chiamo modello stadio, no? Curva nord e curva sud, cioè gli ansiosi, gli ansiogeni, che vivono questa stagione con grande preoccupazione, e dall'altro invece i negazionisti, quelli che dicono ma non esiste nulla, è tutta i complottisti, quelli che guardano, ci mettono dentro il 5G, ci mettono dentro i cinesi, gli americani, e chi più ne ha più ne metta, che è un vecchio modello, come dire, di lettura che appartiene un po' anche alla nostra storia di popolo, no? Mi pare che questo che lei ha accennato disegna la situazione. Noi siamo passati da alcuni mesi in cui gli strumenti digitali erano stati usati in maniera molto utile, come dire, quasi per questione di sopravvivenza, no? Quindi per poter rimanere in contatto, per avere informazioni, per essere diciamo in relazione con i parenti e così via. Ma la fase estiva, diciamo, ha aumentato invece, ha aumentato il caos della comunicazione, ha distolto dalle informazioni più accurate e ha concentrato le persone su appunto quasi un gossip da Covid. Si nota per esempio che i cosiddetti hashtag, quelli più usati, non sono solo legati ai personaggi di cui dicevamo prima, che sono arrivati in ospedale per loro sfortuna, ma per esempio a chi su quelle vicende ha costruito un po' delle polemiche. Cito solamente un nome, ma non per farne
per darne una responsabilità, ma per esempio la Lucarelli, che fortunatamente non è stata male, è una di quelle più citate perché ha avviato una serie di discussioni su quegli argomenti. Ma sono tutte fondamentalmente discussioni da bar, discussioni in cui appunto da stadio, come le diceva, in cui la sostanza del discorso manca e si vive di polemica. Un po' siamo tornati, tra virgolette, un po' cattivi come prima, ecco, quasi che ci siamo scordati, diciamo, del vissuto degli ultimi mesi e stiamo cercando di ritornare, diciamo, in una polemica quasi sterile. In questo senso c'è una certa neofatalità nell'uso dei social. Bene, grazie. Condivido pienamente, professore. Del resto, da grande analista quale lei ha fotografato la situazione. Del resto, il polso del sentire collettivo sta oggi sui nuovi mezzi di comunicazione. Lì poi è difficile argomentare, si risponde e si reagisce di pancia e quindi poi viene fuori tutta la situazione che si vive e l'effetto che fa una notizia che riguarda l'epidemia. Poi dipende da caso a caso. Quando essere contagiato un personaggio famoso si scatena il mondo. Prima della pubblicità, capisco Luca che già mi fa ampi cenni, dobbiamo fermarci alla pubblicità. Mi fai salutare solo il dottor Dingianna, un medico a cui voglio davvero bene per la sua disponibilità e la sua vocazione alla lotta costante. Antonio, dimmi solo brevemente, perché mando la pubblicità, dopo la fase di grande lavoro, di grande apprensione, oggi siete un po' più rilassati voi medici di famiglia o no? Per niente, direttore, anzi, non è cambiato niente dall'ultima volta che ci siamo sentiti e che sono stato ospite della tua trasmissione. Ne parleremo dopo se vuoi. Abbiamo cominciato con grandi ritardi i test sierologici, con grande difficoltà per la disorganizzazione completa dell'azienda e soprattutto senza i mezzi di protezione completi. Questo ha prodotto naturalmente una adesione non massiccia da parte dei medici di medicina generale, perché capisci bene che non si può continuare a lavorare senza avere la garanzia della sicurezza per quanto riguarda i mezzi di protezione, cosa per la quale io ho fatto una diffida ufficiale e mi auguro che prestissimo le varie istituzioni interessate ci diano delle risposte tangibili. Ecco, subito a gamba tesa, come tua consuetudine, dici le cose per come stanno, senza giri di parole. Ci fermiamo alla pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Posso fare solo l'ultima domanda al professor Mimmo Thalia perché poi deve lasciarci. Professore, il giorno in cui capiremo realmente il potere e la forza dei social e impariamo ad utilizzarli, cioè non percependoli come un'arma nelle mani di ognuno di noi, ma come uno strumento che ci dà la possibilità di metterci in relazione con gli altri, di creare sinergicamente progetti, percorsi comuni, condivisi, forse la nostra società migliorerà tantissimo. Ma fino a quando il social è uno strumento in mano di ognuno di noi, alcune volte da utilizzare contro un nostro avversario, contro una persona che in qualche modo ci ha feriti, forse sminuiamo il ruolo che nella società può avere la nuova comunicazione, questa che io chiamo comunicazione narcisa, no? Questa come dire, comunicazione del sé, chiamiamola, no? Sì, in effetti, questione correttissima, abbiamo due grandi problemi. Uno è che questi strumenti sono
del tutto nuovi per noi. Per quanto li stiamo usando da qualche anno, non siamo pronti biologicamente a questo tipo di interazione e quindi ci vorrà del tempo. L'altro grande vero problema che invece si potrebbe risolvere è l'educazione al digitale, l'educazione alla comunicazione social. Cioè questa è una comunicazione immediata, continua, un flusso molto ricco di informazioni a cui nessuno ci educa, nessuno ci insegna come fare a utilizzare utilmente appunto questi strumenti. Questo diciamo è solamente, come dire, uso una parola un po' sofisticata, un epifenomeno di un problema più grande, che è il fatto che il digitale è una cultura, non è solo una tecnologia. In questo momento, adesso senza sembrare diciamo di voler uscire dal seminato, no? Ci si sta preparando ad avere una transizione digitale per la nostra nazione, no? Il Recovery Fund si dice sarà utilizzato per il digitale e l'innovazione. Però non è solo un problema di tecnologia, non è solo un problema di avere il nuovo computer, è un problema di formazione e di educazione dei cittadini, delle persone. Non utilizzando efficacemente i social perdiamo una grande occasione, perché è uno strumento estremamente potente e ci affidiamo nelle mani di chi è invece il vero proprietario delle piattaforme, che esercita un potere lasciandoci liberi di dire tutto quello che vogliamo, ma di fatto annullando l'efficacia di quello che diciamo e perdendo il significato più importante. Quindi certamente c'è una strada lunga da fare in questa direzione. Quando la faremo sicuramente avremo un grande beneficio dall'uso di questi strumenti. Erroneamente immaginiamo che sia uno strumento da utilizzare assolutamente in maniera gratuita, non è così, non è indolore, non è insapore, non è incolore, ma ha una sua mission molto precisa, molto seria, molto forte, e se non utilizzata nel miglior modo possibile può essere fortemente disgregante e può avere un impatto deflagrante nella società. Grazie professore, come al solito straordinario nell'analisi della nuova comunicazione. Prima di andare da Antonio D'inGianna, mi fai vedere, Riccardo, che cosa hai preparato adesso? Sì, c'è un'analisi a livello italiano dei casi totali attualmente positivi, facendo vedere l'andamento storico a partire dall'inizio di marzo fino ad oggi. Come si vede, l'andamento è quello che a marzo abbiamo avuto una crescita esponenziale che è arrivato al massimo a metà aprile con circa 110.000 casi e poi ha avuto una decrescita, per fortuna, fino a luglio, agosto, in cui c'è stato il minimo. Ora di nuovo la curva sta risalendo. Vedete che oggi, anzi ieri, 11 settembre, abbiamo circa 37.000 casi in Italia che corrispondono a quelli che avevamo il 20 marzo. Ora, questo è il periodo del lockdown. Ora, perché oggi non facciamo un lockdown? Intanto perché i casi sono differenti. È vero che il numero di contagi è lo stesso, ma il modo con cui si procede è differente. Infatti oggi, nonostante i casi diciamo appurati di contagio siano 37.000, i decessi non sono confrontabili con quelli del 20 marzo, così come non sono confrontabili i ricoveri e le terapie intensive. Siamo da 10 a 20 volte meno di quei numeri. Quindi che avevamo. Sei più tranquillo, diciamo. Certamente possiamo stare più tranquilli e questo fa dire ad alcuni che il virus si sia addolcito. Non è vero, ora non c'è bisogno che insisto io su questo, anche se le rilevanze statistiche dicono anche la stessa cosa, l'ha già detto il professor Raffaele Bruno, credo che sia molto più, diciamo, competente di me su questa questione. Ora, la differenza dei dati tra marzo e oggi è in realtà dovuta alla differenza di campionamento, perché all'epoca, a marzo, noi avevamo delle direttive del Ministero della Salute estremamente precise che dicevano
che per esempio con questa circolare che ho indicato del 22 febbraio raccomandavano, per questioni di pochezza di mezzi che avevamo, l'esecuzione dei tamponi riservata ai soli casi sintomatici. Quindi in quel periodo noi, a inizio marzo, a metà marzo, noi sostanzialmente controllavamo solo chi portava dei sintomi. Oggi non è così. Oggi si prova a controllare chiunque sia venuto a contatto col contagio. È chiaro quindi che i numeri dei cosiddetti asintomatici oggi sono molto più alti di quelli che erano a marzo. Quindi ok, abbiamo 37.000 casi oggi di contagi in Italia attualmente attivi, così come il 20 marzo, ma questi 37.000 casi hanno un impatto molto più basso, per esempio sul sistema sanitario, non perché il virus sia più buono, ma perché noi siamo diventati più bravi a trovare i contagiati, quindi a contare meglio i contagi di come facevamo a marzo. Se però questi contagi continueranno ad aumentare e se non stessimo attenti, se abbassassimo la guardia, i contagi continueranno ad aumentare, potrebbero raggiungere di nuovo una crescita esponenziale che per fortuna oggi ancora non mostrano, allora a quel punto ritorneremmo ai numeri che avevamo a marzo-aprile, anzi potremmo anche andare in situazioni peggiori. Quindi diciamo sì, in questo momento la situazione è migliore nonostante questi numeri che sembrano uguali a quelli, apparentemente a quelli diciamo della fine di marzo, ma in realtà non possiamo assolutamente abbassare la guardia né sperare che il virus sia diventato più buono, perché così non è, non ci sono evidenze scientifiche. Fai una domanda ad Antonio D'Ingianna, dai, che so che anche tu lo stimi, perché lui è molto tranchant nei suoi interventi. No, la domanda è da utente, diciamo, del sistema sanitario, cioè la domanda che io mi pongo e credo che ci poniamo così tanti è: qual è l'organizzazione del nostro sistema sanitario locale nel caso in cui questi numeri, come sembra, continuino ad aumentare? Perché è chiaro che in sé, diciamo, 3 casi gravi in questo momento in ospedale non sembra un numero importante, ma poiché le crescite possono essere rapide, 3 diventano 9, poi diventano 18, poi 36, insomma è facile che questi numeri possano diventare importanti. Ecco, qual è la sua idea sulla capacità di risposta, in questo caso, del nostro sistema locale? Allora, grazie professore per la domanda, perché questo mi permette di fare alcune considerazioni. In primo luogo, è giusto quello che ha detto prima: il virus non è cambiato, è sempre lo stesso, le regole del contenimento sono sempre le stesse, per cui noi per esempio dobbiamo visitare tutti i nostri pazienti, perché l'agenda è diventata abbastanza piena degli appuntamenti. Noi non è che visitiamo soltanto gli indifferibili, perché ci sono i cronici, ci sono tutti. Diciamo che la vita un pochino si è normalizzata da aprile, maggio in poi, anche se noi non abbiamo mai chiuso in effetti i nostri studi, i nostri ambulatori, per cui ogni paziente va visitato secondo quelle che sono le linee guida, quindi con i mezzi di protezione. Il paziente viene misurata la temperatura, rilevata la temperatura, viene con la mascherina, si disinfetta le mani, entra, eccetera. Il problema però è che in questo periodo già stiamo cominciando a vedere delle sintomatologie sospette. Allora, davanti a queste sintomatologie sospette, secondo le ordinanze varie che ci sono state, noi dovremmo attivare i medici dell'USCA, la famosa USCA di cui si è parlato anche nei giorni passati. Ebbene, noi questa opportunità non l'abbiamo, perché le USCA che attualmente sono attive nella nostra provincia, in effetti sono fatte da pochi medici, anche perché prima erano pochi casi, probabilmente questa può essere anche la spiegazione, che hanno più che altro un compito di sorveglianza sanitaria. Quindi alla fine questi colleghi, sono pochi che fanno a rotazione, girano nelle varie postazioni, sono adibiti essenzialmente a fare i tamponi nasofaringei. Ma non è questa, per esempio, diciamo, non è questo quello che dovrebbero fare i colleghi dell'USCA, perché secondo le ordinanze, secondo quanto è stabilito a livello nazionale, il medico di medicina generale pediatra di libera scelta, quando c'è un caso sospetto a casa, dovrebbe chiamare
il medico dell'USCA, quindi mettersi in contatto direttamente con questi colleghi della comunità assistenziale, condividere la scheda, il collega poi, previo triage telefonico, decide se andare o meno, andrà, farà la visita, deciderà se fare un tampone o meno, seguirà questo paziente Covid sospetto o addirittura eventualmente positivo, con tutto quello poi che ne segue. In questo momento noi abbiamo grande difficoltà a capire chi dobbiamo chiamare, per esempio, perché l'USCA è nata proprio per evitare che i medici di medicina generale diventino, diciamo, super diffusori, quindi perché loro facciano la loro operazione, il loro tipo di lavoro continuamente quotidiano sul territorio, e poi, diciamo, per l'emergenza ci sono anche questi colleghi. È chiaro che se ci fosse stata l'organizzazione che noi stiamo, abbiamo stabilito e contrattato da più di 2 anni con la Regione, perché il problema della Calabria, una volta eravamo uomini d'onore, adesso non lo so dove sia finito il nostro onore, perché quello che ha fatto il coronavirus è quello che ha fatto venire fuori tutte le cose migliori, le eccellenze, ma anche le cose peggiori, e tutti i mediocri, più mediocri, che le mediocrità peggiori del nostro paese sono venute fuori. Allora il problema qual è? È che noi avevamo organizzato delle strutture come le aggregazioni funzionali, le unità di cure primarie, quindi delle strutture dove più medici insieme a personale amministrativo e infermieristico, tenute aperte alcune 12 ore, altre 24 ore, quindi dei presidi importanti distribuiti su tutta la provincia, che avrebbero potuto dare un importante aiuto anche in questo momento di emergenza, anche se è da valutare cosa può fare il medico di famiglia, per esempio, nell'emergenza, e fin dove si può spingere, fin dove possa arrivare. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare sicuramente, e l'invito l'abbiamo già fatto al commissario, è quello di rivedere un pochino le USCA e farle ridiventare uno strumento all'interno della medicina generale, della medicina del territorio. La prima cosa. La seconda cosa, logicamente ne avete già parlato, potenziare la possibilità di poter processare i tamponi, quindi con l'altra stazione che dovrebbe essere quella di Rossano, che a quanto so nel mese di ottobre dovrebbe diventare attiva, perché giustamente quella di Cosenza, pur facendo un grandissimo lavoro, potrebbe non essere in grado di sopperire a tutte le richieste necessarie per quanto riguarda i tamponi. Terza cosa, cercare di sviluppare quelli che possono essere eventualmente altre strategie di screening sulla popolazione, per cercare di ridurre magari i tamponi soltanto a quelle persone che magari risultassero positive. Senti Antonio, adesso comincia anche la stagione delle vaccinazioni, no? E quindi questo mette insieme tutto, preoccupazione. Tutto, diventa una bomba dell'orologeria qui. Allora la nostra grande preoccupazione, caro direttore, è proprio questo, perché se il buongiorno si vede dal mattino e il mattino dovevano essere i test sierologici per la riapertura delle scuole, non è sicuramente un buongiorno, perché tutto ciò che era stato stabilito con il commissario, con il dottore Belcastro a livello regionale, è stato disatteso a livello aziendale. Ogni distretto si muove in modo autonomo. Ai colleghi medici che hanno dato la disponibilità di fare i test sierologici per il personale docente e non docente, non sono stati dati i mezzi di protezione completi, ma solo incompleti a tutt'oggi. I locali eventualmente di altre strutture per poterli andare a fare là dove non c'è la possibilità di fare nei propri studi sono stati dati a scaglionati in questi giorni. Praticamente a San Marco i kit sono stati consegnati il 9 di settembre. Capisci bene che in tutta questa situazione logicamente a molti dei medici di famiglia non si sono sentiti garantiti per quanto riguarda la sicurezza, non avendo mezzi di protezione che dovevano essere dati, attenzione, in modo aggiuntivo in più rispetto all'ordinario, che a noi non ci è mai stato dato. Quindi noi da febbraio-marzo non abbiamo mai avuto mezzi di protezione, se non 4-5 mascherine FFP2 per quanto mi riguarda, nel mio distretto non abbiamo avuto mezzi di protezione. Questo perché, io non lo so, ho fatto una diffida, prego le istituzioni di intervenire e di chiarire questa situazione, ma di trovare una soluzione. Perché mentre i test sierologici adesso riguardano poche migliaia di persone, noi saremo da qui a un mese e mezzo interessati a vaccinare 200-250 mila persone.
e questo significa che dobbiamo organizzarci in strutture grandi proprio per la sanificazione, possono essere palestre polifunzionali, con personale amministrativo, con personale infermieristico, deve diventare praticamente una catena di montaggio. Là bisogna vaccinare più persone possibili proprio per evitare che ci serve per la diagnostica differenziale e quindi per evitare che la gente prenda Senti, Antonio, però per quanto riguarda il Covid c'è un protocollo, no? Da seguire, il medico di base sa quello che deve fare, sì. L'USCA sa quello che deve fare, l'ospedale eventualmente sa quello che deve fare, insomma qualcosa l'abbiamo appresa, l'abbiamo messa a far parte del nostro corredo di conoscenze. Certo, perché altrimenti non siamo all'anno zero, no? No, noi ci siamo a fare il triage telefonico, a fare le nostre visite, sperando di avere i mezzi di protezione che ci deve fornire l'azienda e che ancora non ci ha fornito. Le USCA ancora non ci sono. Se qualcuno dice che le USCA, cioè l'unità speciale di continuità assistenziale, no, ci sono e funzionano, però Antonio, ci sono e funzionano. Non fanno tutto quello che dovrebbero fare, cioè se le USCA, i medici, 4 medici, poi noi nella delibera dell'azienda erano 11 le sedi di USCA ed erano quasi 22 medici interessati che dovevano fare rotazione, che dovevano intervenire, e nella delibera aziendale c'è scritto che il medico di medicina generale, pilota di libera scelta, si mette in contatto direttamente con il medico dell'USCA, condividendo la scheda sanitaria, condividendo le relazioni, condividendo la terapia. Capisci bene che è necessario un rapporto costante e continuo tra il medico di famiglia, che è il medico di quel paziente, il medico di fiducia, e il collega dell'USCA che vada, per condividere anche terapie, per condividere aderenza alla terapia, eventuali interazioni, tutto quello che c'è. In questo momento io, che ho un caso sospetto, non posso chiamare nessun medico dell'USCA. Io non ho un numero di telefono del medico dell'USCA, mi è stato dato un numero di telefono del Dipartimento di Prevenzione. Capisci bene che non ha senso che io chiami il Dipartimento di Prevenzione, che ha tutt'altra natura, che poi dovrebbe chiamare il medico dell'USCA, ma per fare che cosa? Io devo chiamare direttamente il medico dell'USCA per dire qual è il problema. Senti Antonio, ma noi abbiamo parlato nei giorni scorsi proprio con i ragazzi che compongono queste USCA, mi pare che siano giovani professionisti disponibili. Certo, forse sono in pochi, magari c'è bisogno di più personale, però se sollecitati danno il loro contributo. So per esempio che alcuni giorni fanno 40-50 tamponi al giorno, insomma. Il problema è che non fanno nessuna visita, però. Questo dobbiamo vedere. Quello è il discorso. Io ti sto dicendo proprio questo. I giovani colleghi sono tutti molto preparati e molto motivati e fanno però quello che gli è stato detto di fare e il contratto che hanno firmato. Però se questa l'USCA adesso come è organizzata, ripeto, può darsi sicuramente che in questo periodo non ci fosse la possibilità o diciamo la necessità più che altro di organizzarla nel modo corretto. Adesso va organizzata in modo corretto, cioè i colleghi devono aumentare di numero sicuramente, devono essere distribuiti in tutti i distretti come era nella delibera iniziale. Bene. E questo perché noi dobbiamo essere messi in grado di poter chiamare questi colleghi per i casi sospetti di Covid. Ti devo fermare. Altrimenti salta il sistema. Antonio, devo fermare perché siamo proprio in chiusura. Riccardo, ci scrive un telespettatore, dice: ma voi avete detto che il virus ha una carica come quella che aveva carica infettiva come quella del mese di marzo, di aprile? Non l'abbiamo detto noi. L'ha detto il professore Bruno, che mi pare sia uno che su questo argomento ne sa molto più di noi. Dice il telespettatore, ma Zangrillo ha detto che se Berlusconi avesse contratto il virus il mese di marzo forse non avrebbe superato quella fase ma questo noi non lo sappiamo. Ci fidiamo di quello che ha detto pochi istanti fa in diretta in questa trasmissione il professor Bruno, che dice che sono tutte fesserie, che sia meno virulento il virus. O io ho sentito male, Riccardo? Ha detto così il professore Bruno? Ha detto così, e anche i dati numerici dicono questo. Da un punto di vista statistico, anche a marzo, una persona nelle condizioni di Silvio Berlusconi avrebbe avuto 2 probabilità su 3 di sopravvivere.
e 1 su 3 invece di morire. Quindi diciamo anche a marzo la probabilità di sopravvivere era più alta di quella di morire. Berlusconi ha avuto sembra che stia avendo, perché ancora non è finita il processo, un decorso positivo, come sarebbe successo a marzo a 2/3 dei suoi coetanei, di persone nelle sue condizioni. Quindi i numeri erano alti, perché 1/3 di decessi è comunque molto alto in un caso, quando si rientra in questo tipo di statistiche. Ma comunque anche a marzo 2/3 avrebbero avuto un decorso positivo di persone. Bene, allora noi chiudiamo qui questo nostro appuntamento. Antonio, grazie come al solito per il tuo contributo, sei sempre preciso a te. Che abbiamo che mi volete far vedere? Un'altra slide? Se vuoi c'è l'ultima slide che avevo preparato, slide e poi mandiamo sì. Filippo, vai. L'ultima serve semplicemente a uscire un pochino, dato che siamo partiti dalla Calabria, poi abbiamo parlato un po' d'Italia, usciamo un po' fuori e vediamo cosa succede vicino a noi. Questi sono i casi confermati per milione di abitanti, quindi non numeri assoluti, ma numeri rapportati alla popolazione, dei contagi dall'inizio, diciamo, della pandemia fino a oggi per la Spagna, la Francia e l'Italia. Si vede bene che sia la Spagna che la Francia oggi hanno già superato le percentuali di contagio che avevano a marzo-aprile. Quindi la situazione in Francia e in Spagna non è affatto buona. Infatti in questi paesi i numeri, nonostante il miglioramento dei sistemi di tracciamento e quindi il fatto che moltissimi di questi contagiati siano asintomatici, i numeri però dei sintomatici e dei ricoveri stanno salendo in maniera estremamente significativa. Tant'è vero che in Francia è già stata annunciata una zona rossa nell'area di Parigi per la prossima settimana, che la Spagna ne ha tantissime di zone rosse già attive. Quindi l'Italia, di cui ci lamentiamo tanto, per una volta, vedete, le procedure che abbiamo messo in atto, il tipo di lockdown, l'attenzione che viene data in generale a questo tipo di processo sta dando dei risultati. L'Italia è in una situazione nettamente migliore, abbiamo dei numeri più bassi di marzo-aprile e la crescita è molto più lenta che in Francia o in Spagna. Abbiamo fatto i compiti a casa bene prima, abbiamo fatto i compiti a casa e gli italiani stanno continuando nonostante tutto a comportarsi meglio dei propri vicini. Che meraviglia, avete visto, Riccardo è straordinario, riesce a sintetizzare tutto con queste slide, arrivano a tutti e danno veramente l'idea di quello che stiamo vivendo. Io credo che dobbiamo continuare a vivere senza ansie, senza tensioni, certo mantenendo la cautela, rispettando noi stessi e gli altri, utilizzando la mascherina lì dove occorre, il distanziamento, lavarci spesso le mani, tutto ciò che sappiamo, ma dobbiamo continuare a vivere. E io credo che anche le scuole debbano riaprire, vedremo quello che succede, ma se manterremo l'attenzione massima su tutto ciò che va a disegnarsi nel nostro panorama che riflette un po' la battaglia al virus e quindi la pandemia che ci vede tutti coinvolti, tutti dentro, ce la possiamo fare, no Riccardo? Ce la possiamo fare. Ce la dobbiamo fare anche. Ce la possiamo fare perché tutto il gioco sta nel mantenere il controllo di questa dinamica. Il controllo di questa dinamica è possibile. Lo abbiamo dimostrato in maniera forte con lockdown, quando siamo stati obbligati, ora dobbiamo essere capaci di farlo senza arrivare a quelle soluzioni estreme. È tutto, grazie, vi lascio a Filippo Vetti che fa questa riflessione, ci vediamo prossimamente appena Riccardo elaborerà altre sue slide che col passare del giorno diventano sempre più chiare, sempre più forti e leggibili e ci danno l'idea, qualche elemento forse in più per capire ciò che ci aspetta nei prossimi mesi con l'avvento dell'autunno. Quella è la prova del 9. Arrivederci. Ci eravamo lasciati alla fine della primavera, anzi agli inizi dell'estate, con
con la speranza che l'estate potesse essere, come dire, un momento di giovamento nella diffusione del virus Covid. Era una speranza, invece è accaduto, come è noto a tutti, il contrario, per motivi vari, per motivi collegati soprattutto alla riapertura del transito fra le varie regioni, dovuto alle ferie, dovuto alle vacanze, dovuto agli assembramenti che ci sono stati sulle spiagge, nei locali, le cose che tutti quanti noi sappiamo. Ci ritroviamo ora quasi agli inizi dell'autunno con una situazione di diffusione del contagio sia in Italia sia in Calabria che è ripresa che desta preoccupazione. Al momento non desta un allarme molto alto, ma in ogni caso, come dire, i giornali di questa settimana hanno ripreso a parlare un tono di induzione alla cautela da parte di tutti. Rilassarsi adesso, ha scritto uno dei giornali più diffusi in Italia, che è il Corriere della Sera, è meglio evitare di rilassarsi, perché lo abbiamo già fatto, lo abbiamo già patito sulle nostre spalle in questo mese di agosto che ci lasciamo alle nostre spalle. La narrazione che ci ha offerta il governo ha puntato fin dall'inizio, come dire, alla promessa di un rapido ritorno alla normalità. Voi ricordate tutte le parole d'ordine: restiamo distanti oggi per restare uniti domani. E in assenza di nuovi eventi traumatici, questo ha funzionato a metà. E questo che significa? Significa che noi dobbiamo riprendere, se mai lo avessimo interrotto, e molti di noi in effetti lo hanno interrotto, dovremmo riprendere le precauzioni che ci hanno fatto arrivare fin qui e che sono quelle solite che tutti quanti noi sappiamo, ma che spesso non applichiamo, e cioè l'uso delle mascherine quando è necessario, il lavaggio delle mani e soprattutto il distanziamento. Questo è il punto centrale. Non è neanche difficile, forse non è neanche facile, perché usciamo da quei famigerati 3 mesi molto duri, ma noi abbiamo il dovere morale innanzitutto nei nostri confronti e nei confronti di tutte le altre persone, di evitare quello che è stato detto, il rilassamento. Repubblica, Corriere, Stampa, i grandi organi di informazione scritti, i grandi organi di informazione parlati, i telegiornali, le grandi reti televisive ci stanno dicendo questo, di evitare il rilassamento. Dobbiamo avviare questa grande azione morale nel momento in cui soprattutto riaprono le scuole, ma di questo parleremo un'altra volta. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci sono posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passasse, ero cancellassa. Chissà terra nostra balla tarantella, o si piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e sta asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparra e poi ci verrà in vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte.
mondo c'è gente buona, che combatta per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna, e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Questa terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavesella. Questa terra nostra fa l'amore con mare, si stende alla spiaggia e si asciutta col sole. Questa terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene in vacanza. Questa terra nostra è sostanza e cultura, questa terra nostra è senza paura. Sera in su di pini, a ciopè a ti fa bagno, scinni su tari bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine, ci voglio e spine. Chitarra e suona calavesella, questa terra nostra fa l'amore con mare, poi si stende alla spiaggia e si asciutta col sole. Questa terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene in vacanza. E quando cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.